fanno devono seguire il senso di marcia. Allora, la prima moto a 200 metri. Devo dire grazie ai ragazzi perché lo spirito di sacrificio non è mai scontato, la perseveranza, la costanza, qui ci vuole forse più che in tanti altri sport. Ma ringrazio anche i genitori di tutti questi ragazzi, gli accompagnatori, perché ovviamente se non ci fosse chi li segue, chi li sostiene e chi ci crede tanto quanto loro, tutto questo non sarebbe possibile. Quindi una lotta bellissima, ma soprattutto un contorno di pubblico e un contorno con questo cielo azzurro e questo sole che credo non potevano aspettarsi di meglio i ragazzi del gruppo ciclistico Campania, veramente uno spettacolo. 3, 2, 1... Via! Partiti anche i ragazzi di Monselice e della Motta! Una grande opportunità per tutti, sia per i ragazzi che per la comunità, e la sto vivendo benissimo da ex corridore e anche da sponsor, quindi insomma mi fa molto piacere. Una cittadina in festa, tantissima gente già dalle prime ore del mattino ad assistere a questi atleti, questi giovani che si sfidano lungo i chilometri del percorso tra Fiume Veneto, Chionse e San Vito Tagliamento. Il percorso è molto veloce, però ci sono anche dei punti tecnici che bisogna saper guidare, e quindi un percorso completo giusto per un campionato italiano. Partiti i padroni di casa, i pirati di Bannia! Vamos! Partiti anche i ragazzi della Termopiave Valcamasia Junior Team. Sono Valentina della Polisportiva Fiumicinese, è andata bene. Ci aspettavamo, comunque volevamo sperare di andare a podio, ci siamo riuscite, abbiamo dato il massimo fino alla fine. Terzi, puntavamo a fare quinti, ma alla fine è uscito il podio, siamo super contenti. E cos'è che ha fatto la differenza? L'allenamento che abbiamo fatto con la preparazione e la voglia di spingere al massimo. È andata bene, è stato come ultima gara il campionato italiano, vincerlo è un ottimo spunto per iniziare al meglio il prossimo anno. Non spingere troppo all'inizio e poi cercare magari di andare anche un po' più forte alla fine. Qual è il punto di forza della vostra squadra? L'amicizia, se non ci fosse gruppo nella nostra squadra non saremmo arrivati qua. Hip hip, urrà! Grazie al lavoro anche di tutti che siamo riusciti a raggiungere questo, tra virgolette, obiettivo, insomma, è sempre una soddisfazione anche se perché comunque siamo tutti i primi anni, quindi è comunque una soddisfazione anche avere metà classifica. Campione d'Italia, Borgo Molino Ormelle. Abbiamo fatto un'ottima cronometro, all'inizio ci siamo un po' persi, ma dopo abbiamo ritrovato il ritmo e siamo riusciti a battere il miglior tempo di un colpo di Reni, però abbiamo sempre vinto. Campionessa d'Italia, cronosquadre allieve, col tempo di 27 minuti, 12 secondi, 81 centesimi. Vicar, Travel Service. A salire, a prendere il via in questa sfida juniores, e siamo arrivati a 30 secondi dalla partenza. Partiti! Partiti! Unione Ciclistica Pordenone! Ecco i 4 alfieri del Borgo Molino, Rinascita Ormelle, ultimi a partire in questa sfida. Una giornata tutto sommato positiva, direi. Siamo venuti qua senza troppe pretese. Io venivo da un infortunio al ginocchio, dopo 2 settimane di fermo. Penso che un terzo posto non sia così male alla fine. Comunque siamo molto contenti della prestazione e ci riproveremo di sicuro l'anno prossimo. Sei sicuro di arrivare sul podio il prossimo anno? No. Ok. Si vestono di tricolore le neocampionesse italiane cronosquadre donne juniores. Ancora l'applauso a Breganze Millennium. Credevamo nelle nostre possibilità e finalmente ce l'abbiamo fatta, una maglia italiana, la più bella, è la seconda per me quest'anno, però la più bella, niente da dire, con le mie compagne bravissime. Contro il tempo, contro gli avversari,
Qui usciranno i nuovi campioni italiani Under 23 nella crono a squadre. 5 team, un solo titolo. I campioni d'Italia col tempo di 43 primi, 35 secondi e 20 centesimi sono, con una prova strepitosa, team Kolpak, Ballan, Davide Boscaro, Gida Subri, Michele Gazzoli, Filippo Baroncini. Queste giornate qui sono un po' giornate indimenticabili perché comunque c'è in palio una maglia importante e anche oggi siamo riusciti a portarcela a casa. A chi le dedicate questa vittoria? A Beppe Coleoni e a tutta la squadra, Team Kolpak e a tutti gli sponsor che ci danno una mano a ottenere questi grandi risultati, che è la nostra famiglia. Grazie. È stata una bella giornata di sport come me la immaginavo e essere arrivati a questo punto della giornata con questi risultati possiamo essere soddisfatti e fieri di questo.